Oggi si celebra Sant'Enrico. Il nome Enrico ha origine tedesca e significa potente in patria. Dal 1985 ogni 13 luglio si celebra la Giornata Mondiale del Rock. Molto più di un semplice genere musicale, è un movimento culturale che ha influenzato le mode, l'arte, la politica e il pensiero sociale. Il rock ha radici profonde che affondano nel blues, nel country e nel rhythm and blues. Ha preso forma negli anni 50, quando artisti come Chuck Berry, Elvis Presley e Little Richard hanno introdotto un suono completamente nuovo e rivoluzionario. Vi presento un outfit molto in voga nel secolo scorso. Abito turchino, stivali neri e cappello alto a 2 punte con la coccarda azzurra dei Savoia davanti. Questa era l'uniforme dei Carabinieri Reali, il corpo militare fondato a Torino il 13 luglio 1814 dal re Vittorio Emanuele I. E non si limitavano solo all'aspetto impeccabile, ma ricordavano anche la famosa gendarmeria francese. Armati con la loro inseparabile carabina e una spada, i Carabinieri Reali svolgevano compiti sia civili come il controllo dell'ordine pubblico, sia militari, difendendo la patria. Immaginate di essere così immersi in un'attività da perdere la cognizione del tempo, come me quando mi trovo qui. Ecco il flow, un momento di trance, ma positivo, che si attiva quando facciamo ciò che amiamo, come dedicarci agli hobby. Secondo la psicologia, il flow è uno stato di massima concentrazione e coinvolgimento, dove mente e corpo sono in sintonia. In questo flusso ci sentiamo padroni di ciò che facciamo, motivati e gratificati, dimenticando i pensieri negativi. Incredibile, ma il flow non solo è piacevole, ma fa bene alla salute. Chi entra facilmente in questo stato ha un minor rischio di depressione, ansia, stress e problemi cardiaci. Buona domenica ai 12. Oggi la giornata inizia con una luna molto sorprendente in Acquario, una luna che però si oppone a Mercurio. Oggi le parole non serviranno a molto, mentre Giove sta iniziando ad entrare pesantemente in conflitto con Saturno, valutando il fatto che non sempre i sogni possono tramutarsi in realtà. Vediamo cosa accade nello zodiaco. Ariete. Per voi Ariete la giornata è molto vantaggiosa proprio perché la luna rimane comunque amica, ma quel Saturno che tiene banco nei vostri gradi se la vedrà con Giove. Forse non tutto potrà essere sintetizzato, potrà avere una risposta subito, ma siete diventati talmente forti da sapere di poterle aspettare anche per il futuro. Toro, la vostra giornata oggi è sempre disturbata da quella luna che proprio vi rende insopportabile tutto, quindi deciderete anche forse di non andare al mare, ma comunque di gestire una situazione piacevole in una maniera comoda e senza troppi stress. Oggi nessuno vi dovrà fare innervosire, se no ne pagherà il fio. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna ancora molto compatibile, soprattutto con la bella Venere, e in combutta con essa vi renderà morbidi e dolci, quindi godetevi questo momento un po' più appassionato e un po' più trasognato e trasognante. Cancro, la vostra giornata oggi non dipende tanto dalla luna quanto dal Giove che ospitate, perché entra in conflitto con Saturno, un Saturno che vuole amplificare e rendere pensierosa questa domenica e spingervi anche a chiedere consiglio in famiglia, perché la situazione necessita di una scelta, visto che vi trovate davanti a un bivio tra lavoro e obblighi, impegni e doveri, e piaceri, desideri e luoghi dove vorreste stare, essere o abitare. Leone, la vostra giornata oggi vede una diretta opposizione della Luna su Mercurio. Oggi non è il caso di dire una parola di troppo, sia perché scatenereste un po' degli incidenti diplomatici, sia perché comunque anche a voi oggi daranno fastidio discorsi un pochino fastidiosi, quindi leggete un buon libro.
Vergine, giornata oggi abbastanza tumultuosa, visto che Venere ha deciso di scatenare guerra a Marte che ruota nei vostri gradi. Venere chiede a Marte di essere un pochino più morbido in amore, di sciogliere un po' le barriere e di affrontare comunque la diversità del partner o della persona che vi piace. Insomma, non idealizzate il partner, ma vivetelo. Bilancia, una giornata oggi che vede ancora la Luna e altri pianeti confortarvi e farvi passare un weekend decisamente ovattato rispetto a quella che è la problematica generale. Quindi ancora per oggi non pensateci, rilassatevi e vedrete che tutto andrà bene. Scorpione, una giornata oggi che prevede ancora una volta la Luna in quadratura, ma gli altri pianeti hanno smesso di farvi la guerra. Quello che però è più sensato da valutare è il fatto che Giove sta chiedendo una maggiore concretezza a tutti. Giove che parla anche a voi e che vi chiede, perché no, anche di avere il coraggio di fare qualche passo più in là del vostro solito conosciuto, un amore straniero o accettare un lavoro che ha a che fare con il lontano. Sagittario, a proposito di lontani viaggi, oggi sembra un weekend ottimo per decidere dove andare in vacanza, quale viaggio fare. Venere e Urano però sono in opposizione, per cui vi siete stancati troppo e la salute forse potrebbe non essere la condizione ideale per cui poter progettare chissà quale volo pindarico, quindi abbiate cura di voi stessi per oggi. Capricorno, una giornata molto importante oggi, proprio perché deciderete se dare retta a un nuovo amore, un nuovo sentimento che è cresciuto dentro di voi oppure no. Vi sentite tentati, volete lasciarvi trasportare e perché no parlarne con un amico che vi dia un consiglio. In ogni caso deciderete alla fine di seguire l'istinto e non la ragione. Acquario, una domenica oggi per voi molto rilassante, molto completa, in quanto ci saranno tutta una serie di scambi, ci sarà il riposo, ci sarà la comunicazione sociale, ci saranno degli impegni mondani, quindi fate tutto con molta calma e soprattutto lasciatevi trasportare dalla vita che con Urano di nuovo libero vi stupirà sempre di più. Pesci, la vostra giornata è una domenica un pochettino complessa perché dovrete essere bravi a mediare tra alcuni elementi della vostra famiglia. Molto probabilmente non si sono creati dei presupposti essenziali perché si possa trascorrere bene tutti del tempo insieme, per cui cercate di sedare quel Marte che vi chiede comunque di affrontare dei problemi un po' troppo trascurati nell'ambito familiare. In Italia abbiamo il famoso bosco verticale, ma negli Stati Uniti c'è un bosco ancora più conosciuto, il bosco di Agrifogli. Vi suona familiare? Beh, è la traduzione esatta della leggendaria scritta Hollywood. Il 13 luglio del 1923 questa scritta compare sul Mount Lee a Los Angeles e inizialmente era conosciuta come Hollywoodland. Con l'avvento dell'età dell'oro del cinema diventa un'icona internazionale, simbolo non solo di Los Angeles ma anche degli studios cinematografici. Nel corso degli anni l'usura e alcuni incidenti hanno messo a dura prova la scritta, ma nel 1949 viene restaurata senza il suffisso land. Eh sì, sembra che la nostra innata propensione a desiderare ciò che non abbiamo abbia persino un modo di dire tutto suo. The grass is always greener on the other side. O come diremmo in italiano, l'erba del vicino è sempre più verde. Ma sapete perché diciamo così? È perché spesso siamo convinti che la vita degli altri sia più bella della nostra, senza considerare che ognuno ha i suoi problemi e le sue sfide da affrontare. Marcel Proust, uno scrittore che ha rivoluzionato la nostra concezione del tempo. Si ritirò in una stanza isolata a Parigi, scrivendo a letto a causa di problemi di salute. Non usciva di giorno e si diceva che non mangiasse mai. Ma qual è il motivo di questo isolamento? Proust voleva catturare il tempo perduto. Tutto è cominciato con una tazza di tè e un dolce chiamato Madeleine.
Il sapore di quel dolce insuppato nel tè ha avuto un effetto straordinario su di lui. Per lui odori e sapori possono far rivivere il passato, possono portarci indietro nel tempo. Da quella semplice tazza di tè è nato un mondo intero che ha segnato la sua vita e la storia della letteratura. Ci salutiamo con la frase del giorno. Nulla viene dimenticato più lentamente di un'offesa e nulla più velocemente di un favore. Proviamo a ribaltare un po' queste tempistiche, che ne pensate? Noi ci vediamo domani, sempre qui, per iniziare insieme una nuova giornata. Buona giornata dalla vostra Martina.